Buongiorno a tutti, sono Anna Maria Bigon, commissaria della Commissione Sanità Sociale e dell'ufficio e componente dell'ufficio della Presidenza del Consiglio regionale, insieme alla collega Elena Ostanel, commissaria anch'essa della Commissione Sanità, a tanti altri colleghi che ringrazio, che dopo magari daremo la parola per chi vorrà intervenire, ma ringrazio soprattutto la Covesap e tutti i comitati rappresentanti dei territori sugli sportelli che abbiamo in Veneto. Un'attività molto importante perché composta esclusivamente da volontari che si mettono a disposizione di quelle che sono le istanze del territorio per fare in modo, sulla base della normativa vigente da tempo, da anni diremo, le istanze appunto affinché le visite vengano fatte nei tempi previsti e indicati dal medico di famiglia. Tanti sono i numeri che verranno dati e consegnati alla stampa e pubblicati, perché questi sono dati importanti che fanno e dimostrano quanto è necessario un'attività non solo politica ma anche di volontariato sul territorio, perché la politica è anche attività concreta. Un'altra cosa che vorremmo precisare è che la politica nell'ultimo periodo parla di richieste improprie o comunque non appropriate da parte dei medici di famiglia. Su questo noi avremo molto da dire, magari durante questa conferenza verranno precisati alcuni criteri. Teniamo presenti che sappiamo perfettamente che i medici fanno l'impegnativa sulla base delle richieste, sicuramente valutate. Dovremo fare eventualmente e attivare un tavolo per capire quali sono casomai le cose da selezionare, ma sicuramente non lo può fare il CUP. E questo lo dobbiamo dire ad alta voce. Deve essere un'attività sicuramente propria del medico di famiglia a cui diamo la massima fiducia. Dopodiché io credo che sia importante adesso lasciare la parola anche alla collega Elena Ostanel e poi ovviamente a Voce Territorio e ai colleghi che ringrazio di essere qua. Vedo la vicepresidente della commissione Chiara Luisetto e ovviamente a Rossella, a Carlo Cunegato, a tutti quelli che sono qua, componenti della commissione. Grazie. Grazie. Una battuta sola. Secondo me è importante anche segnalare, ne parlavamo con il collega Cunegato, quanto il lavoro che abbiamo presentato anche qui l'anno scorso sia importante per il Consiglio regionale. Cioè noi vogliamo ogni anno fare questa conferenza stampa, ospitare, no, il vostro lavoro qui, perché io credo che segnali le mancanze che il nostro sistema sociosanitario fa vedere e quindi le battaglie che noi poi poniamo a partire dai dati che voi ci ponete sono delle battaglie politiche per cambiare le cose, perché ovviamente il lavoro che noi proviamo a fare è proprio quello di prendere il lavoro che voi portate in maniera molto utile a chi sta dentro le istituzioni, anche per cercare poi di lavorare sul sistema sociosanitario e renderlo migliore di come è oggi. E penso che questo vada segnalato perché siamo in una sede istituzionale dove le vostre istanze possono arrivare davvero poi a cambiare le cose per i cittadini del Veneto. Grazie. Chiamerei allora il rappresentante della Covesap. Buongiorno a tutti, sono Giorgio Zanellato, sono del comitato della Bassa Padovana e oggi vi faccio vedere alcune slide relativi ai risultati dell'anno 2025/2026. Allora, intanto vediamo una cosa. Da questa slide vediamo che abbiamo sulla parte sportelli Covesap cosa facciamo? Praticamente supportiamo i cittadini per le visite e prestazioni diagnostiche che sono formati dai primi accessi e dai controlli di follow up quando una malattia per tempo potrebbe essere cronica. Presentiamo le istanze in autotutela su una modulistica di riferimento. Grazie.
su una normativa standard e poi procediamo con l'invio della PEC all'azienda sanitaria di competenza. Supportano il cittadino, questo è importante, fino all'ottenimento praticamente della prestazione, cioè non ci limitiamo solo a fare il ricorso, ma lo seguiamo finché la prestazione non viene erogata. E poi è un'assistenza di tipo gratuito perché siamo volontari e quindi anche questo è importante. Poi c'è una buona fetta che ci sono anche diversi comitati nella provincia di Verona, sono molti, che si occupano anche loro delle stesse tipologie per quanto riguarda gli sportelli Covesap. L'unica differenza è che invece di inviare una PEC e un'istanza in autotutela, usano praticamente una modulistica messa a disposizione dell'azienda Nove Scaligera e quindi raggiungono più o meno lo stesso risultato, supportano il cittadino fino all'ottenimento della visita e offrono un'assistenza gratuita. Quindi l'unica differenza è una modulistica da una parte inviata tramite PEC e dall'altra parte invece utilizzano una pagina web dove viene poi inviato il modulo. Vediamo un attimo come sono i comitati. Sono sparsi in tutta la regione del Veneto, si va dalla provincia di Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova e Rovigo, poi vediamo Verona. Sono 16 comitati con 30 sportelli e 126 volontari. Ecco, questo è importante. Ci sono 126 cittadini che offrono il loro tempo per svolgere questa attività. Sono sparsi un po' come vedete su tutti i territori, quindi è abbastanza presidiato. La provincia di Verona sono anche loro 7 comitati, 35 sportelli e 158 volontari. Quindi sono numeri importanti, soprattutto vedete che sono circa 300 persone che dedicano il proprio tempo una volta alla settimana, 2 ore alla settimana per dare questa attività. Andiamo a vedere, entriamo un po' più nel tecnico. Allora, abbiamo innanzitutto le prescrizioni che possono essere o di primo accesso o di accesso successivo / controllo. Allora, nel primo accesso le priorità sono indicate dal medico di medicina generale o dallo specialista, sono le solite priorità UBD che sono appunto la tempistica 24 ore, 10 giorni, 30 giorni, /60, 90 e dall'altra parte abbiamo l'accesso successivo che sono i controlli dove le priorità vengono indicate nel corpo della ricetta e sono tempistiche che possono variare dai 10 ai 365 giorni ma anche a 2 anni, dipende da quando questo controllo deve essere fatto. Vediamo poi i numeri. Allora, qui è interessante vedere le prime 3 pile. La pila azzurra è il totale dei ricorsi che noi abbiamo fatto l'anno scorso da maggio 2024 ad aprile 2025. Stiamo parlando di 3.207 ricorsi, quindi 3.207 cittadini che sono venuti presso i nostri sportelli sia di Covesap che di Verona praticamente a presentare un'istanza, un ricorso diciamo contro qualcosa che non ha funzionato nella sanità pubblica. La pila arancione diciamo, sono gli sportelli Covesap e la pila diciamo, verde sono quelli di sportelli veronesi. Vedete che Verona ha un numero un po' più elevato rispetto ai ricorsi presentati. Gli evasi li vedete nelle ultime 3 pile e poi li abbiamo quelli in corso, cioè quelli che sono ancora stati inviati diciamo, all'azienda sanitaria ma che non abbiamo ricevuto risposta, oppure che i cittadini non ci hanno ancora avvisato che hanno avuto diciamo, la prestazione erogata. Rispetto all'anno scorso, è importante che questo capire, è aumentato del 49,4% il numero dei ricorsi. Cosa vuol dire? Che l'anno scorso ne avevamo 2.000, quest'anno ne abbiamo 3.000. Quindi qualcuno se dice che la sanità sta funzionando bene, da questi numeri sembra proprio di no. Andiamo a vedere quanti sono invece per tipologia. E i primi accessi, che sono quelli con le priorità, sono 931. L'accesso successivo, che sono quelle relative alle malattie croniche, se vogliamo dire così, quelli che vengono fatti a seguito di una malattia che il paziente / cittadino ha, sono 1384. Attenzione, questo numero è alto e lo dobbiamo ricordare che sono le prestazioni che hanno più difficoltà a essere ottenute. Ricordiamocelo questo, perché i primi accessi sono quelle, diciamo, che sono anche monitorate dal famoso Ministero / Regione / ASL. Quelli lì, i controlli successivi, diciamo che sono un po' lasciati là e sono quelli che notiamo che hanno difficoltà a essere erogate. Poi i 523 che vedete scritti come mancata presa in carico o richiesta di prenotazione è un qualcosa che riguarda soprattutto la provincia di Verona, dove il cittadino che si rivolge al CUP non ha una risposta di accettazione della prestazione, quindi siamo costretti a fare ricorso perché la USL prenda in carico il paziente. Cosa assurda, perché quando io chiamo il CUP dovrei avere una risposta e una data di prenotazione, perché da quella data
decorrono i termini di priorità oppure di controllo. Quindi quando uno non è preso in carico, non risulta da nessuna parte. Poi abbiamo gli accessi successivi, sono 101, sono quelle prestazioni dove è stata fissata la visita oltre i termini. Cioè, se uno aveva una priorità a 30 giorni, gli è stata fissata 60, 90, 100 giorni, quello è. Il primo accesso, che è in alto anche quello, che può essere oltre i termini, anche in quel caso là. I ricorsi primi accessi, stiamo parlando delle visite con priorità, ok? Sono 1556 per quanto riguarda il totale, quindi vuol dire che sono stati 1556 ricorsi di persone, cittadini, pazienti, diciamo, che hanno avuto un problema con una prima visita, un primo accesso, un esame diagnostico, tipo una TAC, una risonanza, che ha una certa urgenza. 493 sono Covesap e 1063 dei comitati veronesi. Accessi successivi, quelli più critici. 1651 il totale, 765 Covesap, 886. Le pile sono suddivise poi per la varia tipologia di controllo, quindi dai 30 giorni fino anche ai 12 mesi, che queste prescrizioni vengono fatte o dal medico specialista o dal medico di medicina generale. Vi faccio notare che le prescrizioni fatte dai medici di medicina generale sono quelle meno considerate. Cioè, se io chiamo il CUP per una visita di controllo, un esame diagnostico di controllo fatto dal medico di medicina generale, il CUP, diciamo, la considera proprio come una delle ultime cose. Se è fatta dallo specialista, vengono rispettati in certe USL, certe priorità, attraverso poi i mini CUP che sono un po' dislocati nelle varie ASL. Vediamo poi quali sono le prestazioni più richieste. E allora le prestazioni più richieste sono la diagnostica per immagini, TAC, risonanze, RX, l'eco per esempio è una delle cose più semplici da fare e quelle che sono anche le più critiche, perché attenzione, tramite una eco io posso anche avere, diciamo, una diagnosi molto precoce di una malattia che magari nessuno conosce, quindi poi successivamente potrò fare un TAC, una risonanza, qualcos'altro, ma attraverso la eco, che è una cosa molto semplice, posso già vedere se c'è qualcosa che non va. E sono quelle un po' più bistrattate, sono quelle più numerose, dove ci sono anche il maggior numero di ricorsi. Poi la oculistica, la cardiologia e la dermatologia. La dermatologia è una anche quella che noto, che sono molto frequenti. Mancano i dermatologi, dico, ok. La cardiologia e soprattutto l'oculistica, attenzione, facciamo un esempio proprio banale, la cataratta, che è una, diciamo che è una cosa che non conta, ma sapete quanti anziani non possono più guidare l'auto perché magari hanno la cataratta, quindi la vista, e quindi sono costretti magari ad accedere al privato per farsi la cataratta o l'operazione per avere la patente per andare in giro? Ecco, questo è il problema delle persone che vengono da noi. Qual è il tempo medio di accesso di un primo accesso? La colonna blu indica quanti giorni il cittadino ha aspettato prima di venire da noi, ok? Quindi facciamo un esempio, prendiamo la D che è eclatante. La D sarebbe un 30 giorni, ha aspettato 65 giorni e poi è venuto da noi. La parte in alto arancione sono i giorni che praticamente lui ha aspettato dal momento in cui ha fatto ricorso fino a quando la prestazione è stata erogata. Ma la cosa più lampante su questa slide, voi dovete vedere la zona blu, cioè quanto effettivamente ha aspettato questo cittadino prima di venire da noi, ma quanto ha aspettato anche per avere la prestazione che non ha ancora ottenuto. Ecco, quindi questo era per farvi vedere questo aspetto qua. Vediamo poi invece l'attesa per quanto riguarda l'accesso successivo. E qui è ancora eclatante. Facciamo l'esempio dei 90 giorni. Ha aspettato 185 giorni, guardiamo nel caso del Covesap, per venire da noi, ma nel frattempo lui ha aspettato quel controllo che non ha ottenuto e poi in 35 giorni medi è riuscito a ottenere la prestazione. Lo stesso lo vediamo dalla parte dei comitati veronesi, dove le tempistiche di attesa, cioè dal momento in cui il paziente prenota a quando viene da noi, è molto più basso rispetto agli sportelli Covesap. Però poi, come vedete, la media di evasione più o meno è la stessa, dai 30 ai 40-50 giorni, ma soprattutto guardate i tempi di attesa. Questo vi può essere un monito da dire come sta funzionando la prenotazione, quanto il cittadino sta aspettando realmente. Quali sono i tempi massimi con cui il paziente ha aspettato, diciamo, per avere l'erogazione? Attenzione, sono dei giorni minimi
e massimi, cioè la prestazione cui ho avuto il minor tempo da aspettare, per esempio una prestazione U, ricordiamoci che è una 24 ore, tanto per dirvi un'idea, ci sono delle punte minime, sono 3 casi, però eclatante, ha aspettato 69 giorni, uno con una prescrizione U che dovrebbe essere quasi da pronto soccorso, ecco, tanto per dire come funzionano le cose. La D, come vedete, ci sono un numero medio di 14 come minimo, cioè vuol dire che i cittadini hanno aspettato 14 giorni come minimo, ma ce ne sono che hanno aspettato anche 590 giorni. Cioè sono cose allucinanti, se vedete. Lo stesso lo vedete anche nei comitati veronesi, dove sempre le priorità di 60 e 90 sono le più penalizzate. Ecco, tenete in mente questi numeri, anche se è un numero massimo, per esempio quel cittadino lì ha aspettato 590 giorni, 402 giorni, 531 giorni. Andiamo a vedere i massimi e i minimi, per esempio anche sui controlli. Vi accorgete che i minimi, vabbè, sono sempre giorni oltre i 30 giorni, oltre i 60 per carità, ma guardate la colonna dei giorni massimi, sono cose da capogiro. Anche se fosse uno che ha aspettato 1020 giorni, quel cittadino lì ha avuto un controllo dopo 1020 giorni o 1190. Ecco, meno eclatanti i casi nella provincia di Verona, di più in tutto il resto del Veneto. Andiamo a vedere una cosa interessante. Siccome la Regione dice e il Ministero dice che loro sono bravi, no? Che le prime visite e gli esami diagnostici con priorità sono bravi, sono monitorate. Ecco, questo vi dà un dato. Di tutti i ricorsi che abbiamo visto come prime visite e primi ricorsi, la zona arancione sono quelli che sono stati monitorati da PNLA. Cosa vuol dire? Sono quelli che sono dentro nel sito nazionale del Ministero che sono monitorati. Ecco, se sono così bravi noi non dovremmo avere neanche un ricorso, quei 306 non ci dovrebbero essere, come non ci dovrebbero essere a Verona i 768. Perché? Perché se sono dentro il PNLA, loro sono così bravi che dicono che hanno rispettato tutti i termini, noi non dovremmo. Attenzione, perché rappresentano il 62% dei ricorsi di primi accessi e il 72% in Verona. Quindi è una cosa abbastanza spalmata su tutto il territorio, ma vuol dire che quei benissimi numeri che loro dicono c'è qualcosa che forse non funziona. Sono monitorate su 114 prestazioni perché attualmente il Ministero, il PNLA, cioè il monitoraggio, è su 114. La Regione del Veneto con la 626, se io vado a vederle, sono ancora 83. Non capisco questa discrepanza, sarà compito vostro magari andarla a verificare, perché io l'ho notato, mi sono scaricato la tabella di Agenas e sono 114, quindi le monitorate anche nella Regione del Veneto dovrebbero essere 114 perché forse non hanno aggiornato la 626. Andiamo a vedere un'altra cosa. Questa è una cosa, sempre sui primi accessi. Andiamo a vedere, per esempio, Covesap, prendiamo la prime visite, 139. Intanto queste sono quelle che hanno avuto successo, cioè quelle che sono state evase. Cosa andiamo a vedere? La priorità media era di 46 giorni, perché dentro un primo accesso ci potrebbe essere un 10 giorni, un 30 giorni, 60, 90. Quindi di quelli che abbiamo accolto, 46 giorni di media. I giorni medi CUP visita, cioè vuol dire dal momento in cui uno chiama il CUP fino alla visita, ha aspettato una media di 118 giorni, cioè 72 giorni oltre la media. Quindi è un dato che adesso soprattutto lo vedete sia sulla diagnostica, sulle risonanze, sugli RX, sull'endoscopia, sulle TAC e sulle diagnostica pneumologica, anche se è un caso. Dall'altra parte lo vediamo anche come prime visite e una serie di dati. Quindi questo vi serve per capire che cosa? Quanti giorni oltre la media ha aspettato il cittadino. Ricorsi diagnostica. Perché abbiamo fatto sto esame? Visto che la Regione Veneto, no, con la missione 6 ha investito 87,8 milioni di euro, ok? Per andare a che cosa? A comprare TAC, risonanze. Sono delle sostituzioni, per carità, perché sono andato a vedere, no, che cos'erano queste apparecchiature. Abbiamo sostituito delle apparecchiature obsolete. Bene, le abbiamo sostituite. Quindi sono di apparecchiature di ultima generazione. Però 1098 ricorsi, il 34% del totale, sono relative alla diagnostica. Quindi cosa vuol dire? Che nonostante la sostituzione delle apparecchiature, nonostante questi investimenti che abbiamo fatto, il cittadino aspetta ancora la diagnostica, quindi la TAC, la risonanza, l'RX e chi ne ha più ne metta. Soprattutto il discorso della eco, in senso generale, ecocardiogramma, quello che può essere, che vedete hanno anche delle prescrizioni abbastanza alte, cioè 98, 163 e 224 e 244. Quindi
una cosa che si dovrebbe investire, secondo me, è sulla eco, perché è un esame banale che ci dovrebbe essere, se non ricordo male, anche nelle case di comunità, questo esame diagnostico, che servirebbe proprio per capire subito che cosa si potrebbe fare con il cittadino. Qual è l'efficacia di tutti i ricorsi? La media è del 75,6 sui primi accessi, 73,1 sui controlli e 74,6 è la media. Quindi vuol dire che sono tutti i ricorsi che tra quelli che abbiamo accettato e che sono andati a buon fine, il 75,6 è andato a buon fine, quindi un buon risultato. Andiamo a vedere quello che secondo noi possono essere delle criticità, dopo magari ci sarà qualche altro intervento. Innanzitutto, abbiamo detto prima, l'abbiamo visto anche dai numeri, le D e le P sono quelli con i ritardi superiori anche al 100%. Cioè io sono un cittadino che aspetta una visita a 30 giorni, mi ritrovo ad aspettarne 60, 80, 90. Quindi la mia priorità va a quel paese. Dal ricorso alla prestazione passano dai 30 ai 40 giorni, per i controlli dai 30 ai 60 e i tempi del prericorso risultano sensibilmente più lunghi in Covesa rispetto per esempio alla provincia di Verona. Questo ecco, è un altro dato che magari può essere spiegato a livello territoriale. Un'altra cosa importante, non so se avete mai chiamato il CUP, ma vi dovete fare una prova, si aspettano dai 15 ai 30 minuti. La mancata erogazione delle impegnative genera ulteriori ritardi. Il CUP e i servizi di prenotazione, anche in questo caso le modalità di prenotazione variano da territorio a territorio. Gli applicativi di prenotazione, un'altra cosa, sono molteplici e sono suddivisi poi all'interno delle ASL in modo diverso, creando problemi. Il personale del CUP è insufficiente. Abbiamo un problema sul servizio Smart Core dell'USL 3 di Venezia, che dopo 3 tentativi praticamente se il cittadino non risponde perde la priorità. Il rispetto delle normative, io l'ho chiamato il tour del paziente perché un paziente può ricevere le visite nell'ambito del territorio provinciale e soprattutto le persone anziane hanno difficoltà a spostarsi. Questo è un grosso problema. La presa in carico del paziente cronico, che è uno degli altri problemi grosso e disomogeneo su tutte le strutture. E per ultima, che nonostante i fondi stanziati, che l'abbiamo detto dal PNRR, il 34% ci sono ancora ricorsi di questo genere. E poi un ringraziamento vanno ai 284 sportellisti e volontari di Covesa per i comitati veronesi che dedicano il proprio tempo alla comunità. Grazie Giorgio. Allora chiamo Cristina Ceriani, rappresentanza dei comitati veronesi, che magari spiegherà anche a livello locale queste differenze magari leggere che ci sono all'interno del Veneto. Ecco, il problema soprattutto dei controlli, perché da una parte gli sportelli sono nati per i primi accessi, nello stesso tempo abbiamo un problema molto molto rilevante per le visite di controllo, l'abbiamo visto nei numeri e questo permane un po' in tutto. Hanno 2 discipline completamente diverse e permane un po' in tutto il Veneto. Grazie. Allora, buongiorno a tutti e grazie per averci dato questa opportunità. Allora, io sono Cristina Ceriani, Presidente del Comitato Difesa dell'Ospedale Magalini di Villafranca di Verona e coordinatrice degli sportelli veronesi. Perché gli sportelli veronesi? Praticamente, allora, i comitati difesa dell'ospedale Magalini e Fracastoro aderiscono al Covesap da tempo e hanno seguito costantemente la formazione per l'apertura degli sportelli per il diritto alle cure ad opera del Covesap. E contemporaneamente sul territorio vengono organizzati incontri focalizzati sulla grave problematica delle liste d'attesa. I cittadini sono sempre più esasperati, non riescono a prenotare le visite e spesso le loro impegnative non vengono nemmeno prese in carico. Quei 500 che diceva prima Giorgio praticamente non hanno avuto nessun effetto e ancora adesso, nonostante non sia contemplato dalla legge, spesso ti dicono non c'è posto, ritorni, ritelefoni, rifaccia, invece questo non dovrebbe succedere, l'agenda è chiusa. In questo contesto critico è nata una forte motivazione fra i volontari, uniti dal desiderio di aiutare gli utenti spesso anziani e fragili. A giugno 2024 nasce il primo sportello nel distretto Ovest. Da quel momento si registra un'inaspettata e massiccia richiesta da parte di diversi gruppi di volontari desiderosi di replicare l'iniziativa. L'estensione ai distretti Est e Sud. Anche nel distretto Est iniziano le prime aperture e anche a Isola della Scala un primo sportello, arrivando poi a gestirne ben 3. E la pianura veronese
verso Legnago, si costituisce il Comitato per la Salute Pubblica, creato specificatamente con l'obiettivo di favorire nuove aperture e sportelli. La copertura della zona nord, per evitare che l'area settentrionale della Valpolicella e del Monte Baldo rimanga scoperta, si rivela fondamentale il supporto del Comitato Salute Mentale. Ad aprile 2025, vista l'enorme mole di ricorsi pervenuti all'US9, l'allora dirigente generale, dottoressa Benini, e il suo staff ci impone la compilazione del modulo online chiamato Orientamento alla prenotazione, di cui parlava prima Giorgio. Pur avendo ogni modulo inviato un proprio protocollo, non è un ricorso in autotutela. Tutti i comitati devono usare tale modulo, si crea una vera e propria rete di coordinamento dei comitati veronesi. Ecco perché abbiamo i comitati veronesi e il Covesap dall'altra parte. Per questo motivo la presentazione dei dati è stata mostrata separatamente dai comitati del Covesap, mentre l'azienda ospedaliera di Verona vengono inviate ancora le istanze in autotutela. La crescita però non si ferma qui, sono stata contattata da altre persone e probabilmente nasceranno altri sportelli. Ad oggi la rete può contare su un totale di 35 sportelli attivi, di cui circa 160 impegnati quotidianamente sul territorio. Voglio aggiungere una cosa, il CUP, come diceva Giorgio, ci sono tutti i CUP diversi in ogni provincia e anche i software usati dai CUP. Sembra una cosa impossibile, però sono tutti diversi. A Verona c'è il CUP dell'USL, che però clicchi 1, clicchi 2, clicchi 3, clicchi 4 e ti destina in distretti diversi. Il CUP dell'azienda ospedaliera, il CUP dei grandi ospedali privati convenzionati di Negrar e Peschiera. Quindi alla fine il CUP unico diventano 3 dell'USL, 1 dell'azienda ospedaliera e 2 privati convenzionati, quindi sono 6 CUP, altro che unico. E poi il CUP spesso al 30, esattamente, io ho verificato personalmente, al 33esimo minuto, lui diceva dai 15 ai 30 minuti, ti dicono il tempo di attesa 8 minuti. Tu stai lì, al 33esimo minuto ti dice che c'è troppo sovraccarico di linea e ti mette giù. E quindi si prega di richiamare, tu rimani con la cornetta lì così. Ecco, questo è il problema del CUP di Verona. E quindi abbiamo questa grande mole, insomma, di ricorsi che vengono fatti. Ultimamente, dal punto di vista, diciamo, proprio politico, siamo riusciti che adesso il CUP prende in carico. Il CUP prende in carico, quindi questa è una buona notizia, perché a forza di dai, perché abbiamo parlato col dirigente generale, col direttore generale, abbiamo parlato con la responsabile del CUP, ci danno sempre la colpa ad altri, è colpa delle cooperative, ma sono loro che devono controllare le cooperative del CUP, perché continuano a cambiare personale, dobbiamo fare la formazione e loro non capiscono, sempre colpa di altri. Per adesso finalmente pare che questa della presa in carico stia avvenendo. Bene, bella Grazie. notizia questa, grazie. Lasciamo poi la parola all'ultimo intervento, Maria Pina Rizzo. Grazie. Ultimo intervento, intendevo per gli sportellisti, poi sì, ci sono i consiglieri. Dopo, sì. Chi vuole intervenire ovviamente vi abbiamo invitato apposta e voi avete invitato noi. Buongiorno a tutte e a tutti, io sono Maria Pina Rizzo, sono una membra del coordinamento Veneto, il Covesap, perché sanità pubblica, e faccio parte di un comitato di Padova. Alla fine avete visto, insomma, i dati sono parecchi, sono anche molto interessanti, credo, e andranno poi, diciamo, un po' sviscerati e discussi, anche perché ci sono parecchi stimoli. Volevamo però fare una piccola conclusione, diciamo, alcune considerazioni conclusive per riportare a unità del discorso. Allora, il problema delle liste d'attesa, diciamo, è abbastanza datato, sicuramente da oltre un decennio abbiamo questo problema, ma forse anche prima. Ed è stato appunto questo, diciamo, sappiamo tutti, col Covid si è aggravato, però era anche prima del Covid, e c'è stato sempre un aumento, uno scollamento proprio, no, progressivo tra le attese dei cittadini e il momento in cui queste venivano realizzate. Anche qua sappiamo tutti che
ci sono molti fattori per questo, no? L'invecchiamento della popolazione, quindi una maggiore richiesta di attività sanitaria, e anche i nuovi determinanti di salute, l'ambiente, diciamo, il problema è abbastanza complesso, lo conosciamo. E tuttavia abbiamo visto a livello sia nazionale che regionale un grande affannarsi, no, nell'ambito della legiferazione, diciamo così. Sono nati i piani, il piano nazionale, poi quello regionale della gestione delle liste di attesa, sono stati fatti vari provvedimenti, tra cui appunto quello Schillaci, che avrebbe dovuto in teoria essere risolutivo, che ha attivato, no, la piattaforma nazionale, dove in teoria il cittadino poteva controllare tutta la situazione della sua ASL, ma siamo abbastanza lontani, direi, da questi, perché a tutt'oggi questa piattaforma Agenas è abbastanza complessa da consultare. E riporta, almeno questo dicono, solo una parte, come diceva Giorgio, una parte di prestazioni, e con appunto, diciamo, una difficoltà Allora, sostanzialmente cosa possiamo dire? Che nonostante questo gran proliferare, questo gran parlare e così via, i risultati sono deludenti, e lo diciamo appunto in una regione dove comunque, diciamo, c'era perlomeno un servizio sanitario pubblico molto attrezzato, che viceversa sta cominciando ad avere, diciamo, diversi problemi. Ecco, per noi questo è un po' il cuore del problema. Cioè, perché siamo così interessati alle liste d'attesa? Siamo interessati alle liste d'attesa ovviamente per la salute dei singoli cittadini che hanno questo problema, ma siamo interessati al problema delle liste d'attesa perché noi riteniamo che sia un problema centrale, strutturale per la sopravvivenza del servizio sanitario pubblico. Questo perché, vi cito una cosa che può essere, sappiamo tutti che la spesa privata è aumentata, adesso circa il 25% della spesa sanitaria è, come si dice, direttamente del cittadino. Queste cose le conosciamo, sappiamo che siamo tra i paesi OCSE quelli che hanno una spesa sanitaria inferiore alla media, sappiamo che c'è un accentramento sempre maggiore nell'ambito della sanità privata in grosse holding, non c'è più il piccolo laboratorio fatto dal medico privato del paesello, insomma, o anche della città, sono stati tutti assorbiti da grosse holding che fanno speculazione finanziaria, cioè non investono più in sanità, fanno speculazione sanitaria. Perché dicevo che è un po' il cuore del problema? Ecco, a questo punto volevo citarvi una indagine recente fatta dalla Federazione degli Ordini dei Medici italiana, che secondo me è molto interessante. Praticamente questa indagine aveva chiesto ai medici qual era, secondo loro, il problema principale nella loro attività, cioè qual era l'ostacolo più importante per espletare bene la loro professione. Ecco, a sorpresa, al di là della burocrazia, delle carenze di organico, eccetera, eccetera, è venuto fuori che la maggioranza dei medici del servizio pubblico in Italia, in Veneto, scusate, in Italia anche, aveva messo come primo problema le liste d'attesa. Perché? Ma è molto semplice capirlo. Cioè, se i controlli, le analisi che tu richiedi tardano e slittano e vanno oltre i tempi ragionevoli entro cui devi averli, chiaramente salta tutto il percorso di cura. E questo è il fatto fondamentale. Saltando il percorso di cura, cioè salta anche proprio la rilevanza, insomma, dell'assistenza sanitaria. Cioè, se effettivamente, dico ai medici, noi non abbiamo un riscontro tale che ci permetta di andare avanti e di emettere una diagnosi, impostare delle terapie, e se questo c'è di fatto, diciamo, diventa alterato profondamente da questi tempi di attesa che dilatano e allungano il percorso assistenziale, cioè viene a saltare proprio, diciamo, il motivo principale del servizio sanitario, perché non ce lo dimentichiamo, il servizio sanitario serve alla tutela della salute, questo pubblico, mentre il privato sappiamo che serve a fare profitto. Quindi
Perché dico che questa cosa è saltata? È saltata perché dal nostro punto di vista, diciamo, c'è una ragione fondamentale. Ormai il servizio sanitario pubblico, sia nazionale che regionale, si basa su una programmazione che non è assolutamente programmazione. Cioè la programmazione dovrebbe essere fatta sui bisogni di salute della popolazione di riferimento. Non è più assolutamente così da molti anni. La programmazione adesso viene fatta solo in base a criteri di spesa, cioè bisogna soddisfare, abbassare, come sappiamo, i livelli di spesa e stare dentro quei limiti che prima il governo nazionale, l'ha detto anche Gerosa di recente, no? Cioè, ce lo dicono ogni 2x3, qua si spende troppo, bisogna spendere meno. Quindi l'unica programmazione che il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale pubblico ha sono i criteri di spesa. E quindi abbiamo appunto una programmazione fatta da ragionieri che ci spiegano dove bisogna tagliare, prescindendo appunto, perché bisogna comunque tagliare, prescindendo assolutamente ripeto, da quello che doveva essere lo scopo, no, principale del servizio sanitario. Tanto per dirvi una cosa, ultimamente, ecco, cerco di essere breve. Va bene, dobbiamo chiudere. Allora, chiudiamo. Ecco, diciamo appunto che quindi il sistema deve essere totalmente riorganizzato e devono essere riportati gli obiettivi che c'erano all'origine del Servizio Sanitario Nazionale. In particolare poi, come ha detto anche Giorgio, c'è, se vogliamo calarci nel concreto, c'è questo problema dei CUP che è veramente molto importante, no? Per cui c'è bisogno di lavorarci molto su questo e, ripeto, soprattutto bisogna riportare diciamo, la programmazione ai livelli e alle valori. Grazie, dobbiamo veramente procedere alla riprogrammazione, credo che sia veramente fondamentale quello che è stato detto. Lascerei la parola alla vicepresidente della Commissione Sanità Chiara Luisetto e poi al consigliere commissario Carlo Cunegato, poi Rossella Cendron se vuole intervenire. Telegrafica perché mi sembra che siamo in chiusura. Grazie davvero al Covesap, sono dati preziosissimi che, come si diceva poco fa, andranno approfonditi e ragionati con cura. Quando diciamo che bella l'idea che siano i medici di base a prescrivere le visite specialistiche, bisogna che ci ricordiamo di quello che ci avete detto oggi e forse lo dobbiamo ricordare anche all'assessore, che se neanche vengono prese in considerazione le prescrizioni dei medici in medicina generale, abbiamo un bel po' di strada da fare prima, io credo. E poi c'è l'altro elemento, e davvero chiudo, quello dei tempi di attesa delle visite di controllo e della diagnostica di controllo. Continuiamo a dire che finché il focus è sulle prime visite, e già ci sono problemi, c'è un sommerso di persone che attendono senza avere chiarezza dei tempi, chiarezza di risposta, prospettive chiare anche su patologie gravi, che diventa veramente inaccettabile da un punto di vista di dignità della persona e di coerenza del percorso di cura. Quindi io credo che davvero, se questo sistema regionale, se questo servizio dovrebbe tornare a ricordarsi di essere un servizio sanitario regionale, vuole in qualche modo sopravvivere a se stesso e riorganizzarsi con equità e universalismo, dovrebbe prendere atto dei dati che oggi ci fornite per usare il termine che tanto piace all'assessore Gerosa, reingegnerizzarsi non a parole, ma nella filiera, per accorciarla, renderla trasparente, non far fare quel tour ai pazienti che li rischia di far diventare figli di nessuno. E invece sono figli e figlie di questo territorio che ha la responsabilità istituzionale di prendersene cura. Grazie. Carlo Cunegato, consigliere regionale. Buongiorno a tutte e a tutti e grazie per essere qui, anche grazie mille per il lavoro preziosissimo che fate, un lavoro io credo importantissimo dal punto di vista politico, perché dobbiamo cominciare a spiegare che cosa succede nella nostra regione. Vi ricordate l'anno scorso Zaia che fa un post: abbiamo abbattuto le liste d'attesa,
e sotto una sciaglie di doleanza. Ma come aspetto l'oculista da 2 anni? Ma questo lo dicono tutti. Guardate, 20 giorni fa mi chiama uno e mi fa: ho la prostata otturata. Mi hanno detto che mi operano fra 2 anni. Un altro mi chiama e fa: a 73 anni, vado a fare la visita al cardiologo. Fra 1 anno e 4 mesi, a Moro il megadito. No? Ecco perché è importante tutto questo, perché spieghiamolo bene. Perché dicono che abbiamo battuto liste d'attesa? Perché loro monitorano solo le prime visite e, come è stato detto prima benissimo, neanche tutto, no? Se ci sono 6.000 LEA, 114 che diventano 83. Davvero io sono andato a vedere nelle ULS, non sono 114, no? Io sono andato a fare una visita dall'ergologo in ritardo di 6 mesi e questa non è monitorata, no? Ecco, noi abbiamo fatto una mozione insieme a Elena Ostanel in cui chiediamo questo, cioè chiediamo che la Regione monitori tutte le visite, così non imbrogliamo più nessuno. Ecco, vediamo, ci risponderanno forse fra 2 anni, ma ecco, questo è un obiettivo politico, no? Facciamo un monitoraggio su tutte le visite, i dati ci sono, perché dobbiamo costruire sempre un monitoraggio solo parziale? Del resto voi ci state dicendo una cosa chiara, no? Tu parlavi prima di un aumento del 50% che segnala appunto un peggioramento della condizione. Io credo ci sia anche un'altra cartina di tornasole chiara, vero? Cioè, se aumentano le liste d'attesa, aumenta la privatizzazione. Quindi se io vedo l'aumento della privatizzazione, questo mi spiega che c'è un aumento delle liste d'attesa, cioè a meno che non siano tutti masochisti i veneti, perché vado nel privato, perché il pubblico non mi dà più la risposta. Cioè l'aumento del privato è la cartina di tornasole del declino del pubblico, io lo ripeto sempre, cioè in 10 anni in Italia gli ambulatori privati passano da 5.000 a 8.500, in Veneto da 250 a 1.000, cioè quadriplicano, cioè 4 volte in più. E gli ultimi dati che abbiamo visto della relazione sociosanitaria sono inquietanti, perché ci dicono 12,2 miliardi di spesa pubblica, di questi 2 miliardi vanno nel privato in convenzione, ma i veneti spendono 4,11 miliardi nel privato out of pocket, cioè 847 contro una media di 730. Guardate che le dichiarazioni dell'assessore Gerosa di pochi giorni fa sono gravi. La prima deve spiegarla, perché se è vero questo dato che ha detto, io glielo chiederò anche adesso in aula, ha detto che l'anno scorso c'è stato, cioè di fatto Gerosa non si è accorto ma ha criticato la Meloni, perché la Meloni dice abbiamo aumentato il fondo sanitario, Gerosa dice a fronte di un aumento dell'1,8 abbiamo un aumento di spese del 13%, se sono veri sti dati vuol dire che abbiamo il 10% in meno di fondo sanitario. Ma Gerosa poi dice una cosa gravissima, perché dice l'articolo 32 afferma che c'è il diritto fondamentale alla salute, ma anche afferma che lo Stato garantisce la cura ai indigenti. Per cui ecco lo salto logico aristotelico che fa lui, quindi chi può pagare deve pagare. Cioè qua siamo alla legittimazione della fine dell'universalismo del sistema sanitario, vero? Cioè della legge del Selmi. Significa dire che è giusto che ci sia una virata di fondi dai diritti di molti al profitto di pochi. Concludo davvero dicendo una cosa: il lavoro che fate è importante, grazie perché è veramente importante il monitoraggio dal punto di vista politico. Concludo dicendo che se noi non facciamo una battaglia politica importante perché da Roma si rifinanzi il sistema sanitario, no, che è crollato al 7,2, al 6,3 e arriverà al 5,92 finché noi raddoppiamo gli anziani, quindi maggiori bisogni e minori finanziamenti, non ne usciamo. Quindi c'è una proposta di legge anche della CGIL che dice che il fondo sanitario non deve mai andare sotto il 7,5%, perché se non ripartiamo da lì, da un finanziamento che non sia il 9 o il 10 ma in media col sistema sanitario nazionali in Europa, io credo che andremo verso una privatizzazione, e la privatizzazione della sanità è davvero la differenza tra un paese che possa o meno definirsi civile. Grazie. Grazie Carlo Cunegato. Lascio la parola a Flavio Baldan, consigliere regionale, Commissione Sanità. Buongiorno e grazie a tutti. Allora, innanzitutto ringrazio il Covesap, avevo avuto modo di incontrarlo in campagna elettorale durante le regionali. I dati che fornite sono ovviamente sempre preziosi, ahimè poche novità da questo punto di vista. Molte delle cose che avevate già detto
in campagna regionale, che avevo già sentito, sono rimaste inattuate e sono rimaste lì sul tappeto. Allora parto da alcune considerazioni. Mi verrebbe da dire il PIL misura tutto tranne ciò che rende degna la vita di essere vissuto. E perché questo lo dico? Lo dico perché pensare a un sistema sanitario e regionale per Regione Veneto in termini ragionieristici porta a questa situazione che avete voi detto prima, cioè che si guardano i conti, si guardano i numeri di bilancio, quello che c'è dentro e i servizi che si danno passa in secondo piano, perché conta fare perfettamente il conto economico, il resto non ha importanza. C'è un altro passaggio, avete fatto bene a dirlo. Questo è un sistema che si sta improntando, la legge Anselmi tra l'altro è l'ultima grande riforma di questo Paese, pensate quanto data, quindi pensate che mobilità in termini di riforme che ha questo Paese. C'è un problema con la sanità privata, è un problema perché questo Paese sta andando verso una sanità privata ed è vero quello che si diceva prima, anche i fondi sanitari regionali che sono incapienti da questo punto di vista, sembrano una manna, da questo punto di vista non lo sono, perché con 120-130 euro di polizza annua diciamo, tolta dagli stipendi, dagli emolumenti dei lavoratori, non si fa sanità. Non si fa sanità, perché poi tra franchigie e altre situazioni, e peggio ancora se andiamo dal lato privatistico puro, da parte della capienza personale, perché poi lì i premi saltano a 3, 4, 5 mila euro, anche sempre lì con le franchigie e tutto quanto. Quindi su questo occorre ragionare, come si diceva prima, è inutile che il governo ci dica che in termini assoluti la spesa sanitaria è aumentata. Non è così che si fa il calcolo della spesa sanitaria da questo punto di vista. Può anche aumentare dal lato numerico, ma poi c'è una qualità del servizio che va misurata in proporzione. Chiudo con due cose, perché è giusto, io avevo posto in Commissione Sanità, mi ricordo ancora quando il vecchio direttore generale della Sanità Veneta diceva ma gli avevo posto questo problema per quel che riguarda il CUP. Ci stiamo lavorando a un software che permetta di avere un'uniformità su tutte le regioni Veneto, fatto stia che siamo ancora qui. E quando abbiamo discusso in Commissione Sanità della parte tecnologica, fascicolo sanitario, questa parte delle prenotazioni è stata derubricata a capitolo a parte. Capirete che evidentemente qualche problema c'è lì. Io mi rifiuto poi di pensare che nell'era dell'intelligenza artificiale ci sia un problema di creare un software che faccia un centro unico di prenotazioni. Fa sorridere da questo punto di vista. Chiudo con un'ultima cosa con riguardo al Covisap, perché è una battaglia che io continuerò, almeno personalmente e come movimento, ma mi auguro insomma sia appoggiata in campagna elettorale, perché è giusto che noi ci mettiamo la faccia, siamo qui a rappresentare i cittadini che ci hanno eletto. Avevo promesso che il tetto ai stipendi dei medici e degli infermieri soprattutto venga tolto, e su questo continuerò la mia battaglia. Questo risulta agli atti e lo proseguirò da questo punto finché questo capitolo qui non si chiuderà anche per Regione Veneto. Grazie. Grazie a Valdan Consir. Rossella Cendrò, grazie. Magari brevemente, che poi lasciamo. Buongiorno a tutti, solo una sottolineatura da parte delle civiche venete. Io volevo veramente, Anna Maria, fare un grandissimo ringraziamento a quelli che sono i volontari, perché tutto il sistema di Covisap si basa su volontari, e per me questo è un elemento davvero eccezionale da sottolineare, perché davvero chi spende il proprio tempo per la collettività e la comunità ricorda a noi istituzioni come abbiamo una grandissima responsabilità per trasformare i dati che voi oggi ci avete, i dati preziosissimi che voi oggi ci avete mostrato, e che vedo anche che nel trevigiano abbiamo insomma delle carenze. Prima ci siamo un attimo confrontati, quindi dobbiamo lavorare molto anche a livello trevigiano, e guardo il collega di Treviso.
ma davvero il mio ringraziamento va al fatto a chi ogni giorno spende il suo tempo per la collettività e per assicurare quel diritto alla salute, quell'articolo 32, che rimane assolutamente carta se non lo trasformiamo in accessibilità e davvero un diritto alla cura effettiva. Grazie davvero a tutti. Grazie mille a te Rossella. E nel chiamare allora anche Liard come presidente di Covesap, io veramente mi associo ai ringraziamenti perché i volontari fanno un lavoro estremamente importante a favore dei cittadini, perché da una parte abbiamo la digitalizzazione, dall'altra guardate che abbiamo l'invecchiamento che ha bisogno sempre di più di un supporto da parte anche dei volontari proprio per fare questi ricorsi, perché non è così semplice. Per cui lascio la parola e ringrazio. Il punto 20, Anna Maria, della DGR 626 del 2024 recita che tutte le aziende USL devono concretizzare il cosiddetto tavolo di monitoraggio delle liste di attesa chiamando sindacati, associazioni, utenti e quant'altro. L'ultima nella mia USL, la numero 3, è stato l'ultimo tavolo, ricorre a circa 2 anni e mezzo fa. Venne fuori una slide molto significativa, e cioè che nel 2023 su 3.200.000 prestazioni prescritte, solo 2 milioni sono state eseguite. Quindi che significa? Che più di un terzo ha avuto 3 possibilità: o la rinuncia alla cura, o l'ingolfamento del pronto soccorso, oppure al privato. Il punto che noi vorremmo fare assieme ai consiglieri e alle consigliere regionali, non soltanto di opposizione, io spero che anche la 5ª Commissione ci possa audire, perché il sistema complesso e arcaico dei CUP sta creando ulteriori diseguaglianze. Questo è il punto. Anziché facilitare l'accesso al servizio, lo sta mettendo in crisi, per cui aumenta la difficoltà. Ultima cosa che ci terrei a sottolineare: l'obiettivo, gli scopi dei nostri sportelli non sono quelli della beneficenza o del fate bene fratelli. Noi seguiamo il ricorrente fino all'ottenimento della prestazione e se la prestazione non viene ottenuta ci rivolgiamo tramite lo stesso ricorso ai carabinieri dei NAS, perché come sapete nel decreto Schillaci viene dato il compito ai carabinieri NAS di monitorare le liste di attesa. Quindi oltre ad avere di sicuro l'aspetto della garanzia della prestazione, nonostante tutti i guasti che Giorgio abilmente ha evidenziato, c'è l'aspetto che noi lo seguiamo fino alla fine, fino alla prestazione. È una questione di diritto, è una questione di diritto e quindi non di beneficenza come qualcuno vuol far credere. Grazie a voi tutti e speriamo assieme di riscrivere finalmente una piattaforma che riguarda il CUP regionale, altrimenti il resto sono chiacchiere. Grazie veramente Liard. Verissimo, è un'attività di diritto, la legge lo prescrive, dobbiamo assolutamente avere la risposta nei tempi. Tenete presente che nel momento in cui riteniamo il risultato facciamo anche un'azione veramente positiva politica. Grazie veramente a tutti i volontari.